dove c'è la nostra Angelica Sepe che come sempre ci porta in tavola la tradizione napoletana. Eccola! Yam, goppe yam ya, yam, goppe yam ya. Angelica! Buongiorno, guarda qua. Bellissima, ancora con il cambio look addosso. Mamma, un cambio look stupendo. Io vi devo veramente ringraziare. Mi sono messa anche a dieta. Vai, vabbè, se vai. tu senti questo noi siamo Sento felici questo, sento questo. Allora, alziamo subito la cloche, Angelica, e scopriamo che piatto della tradizione napoletana ci hai portato oggi. Che bello caffè, zuppa napoletana. E qui E nessuno si spiega perché. prendi e porta a casa. Mamma, che no? spettacolo. Ragazzi, presentaci questo dolce. Allora, questa è la zuppetta napoletana. È un dolce che ogni domenica non mancava mai a casa mia. Ma poi sta zuppetta è come a te, perché una sfoglia croccante, un pan di Spagna morbido e una crema diplomatica, come solo tu sai essere. Guarda, già mi ha fatto venire l'acquolina in bocca. Vediamo che ingredienti ci occorrono per preparare questa zuppetta napoletana. 500 g di pasta sfoglia, 600 g di crema diplomatica al caffè, 200 ml di acqua, 50 g di zucchero, 20 g di aroma al rum, un pan di Spagna e poi lo zucchero a velo quanto basta. Allora Angelica, io mi igienizzo le mani perché questa è una bella abitudine che non dobbiamo mai perdere, quella di compiere questo gesto perché è importante, soprattutto quando abbiamo a che fare con la cucina. Da dove cominciamo, Angelica? Allora, cominciamo dalla pasta sfoglia, scusami. Un segreto, non la tenete troppo in frigo, tiratela fuori una mezz'oretta prima, così diventa bella morbida, la bucherellate tutta, guardate, e per fare questa torta diplomatica al caffè, vi raccomando, dobbiamo mettere tanto zucchero a velo, vi faccio vedere. Eccoci qua, guarda Bianca. Allora, Guarda. aspetta, stai mettendo lo zucchero Sì. a velo Dopo prima che di ho infornare. bucherellato, prima di infornare. Perché? Perché questo zucchero a velo si va a caramellare e diventa una cosa bella, tutta così caramellata e non si ammoscia. Hai capito? La crema, quando poi andiamo a comporre, non passa perché c'è il caramello dello zucchero. E questo è il segreto dello chef di Diventa oggi. croccante. Per avere una pasta sfoglia croccante, Sì. cospargetela di zucchero a velo prima di infornarla. Sì, Ok. benissimo. E questo è il primo passaggio. La vado a mettere in forno, corro. Per quanto tempo, Angelica? Allora, per 15 minuti a 180. A 180. Eccoci, pronti. Allora, mentre la nostra pasta sfoglia è in forno a cuocere, noi ci occupiamo della crema diplomatica al caffè, per cui voglio dare gli ingredienti, che sono questi. 400 ml di latte, 200 ml di panna montata, 100 ml di caffè espresso, 120 g di zucchero, 50 g di amido di mais, 4 tuorli d'uovo e mezza bacca di vaniglia. Oh. Vai, Angelica. Vado, intanto faccio un bel caffè. Natazzulelle caffè, a concia bocca chi non può vedere. Perché Natazzulelle caffè ci vuole sempre. Eccolo, noi abbiamo Ci vuole tutto. sempre. Allora, che vado a fare? Faccio un bel caffè ristretto, vi raccomando, ma deve essere proprio stretto. Perché? Perché deve dare l'aroma, deve dare un aroma Deve essere giusto. concentrato. E lo vado a mettere nel latte. Ecco qua. E intanto questo va per conto suo. Io invece che cosa faccio? Ecco qua. Che cosa si I intende tuorli. per crema diplomatica, Angelica? Tesoro mio, ti spiego subito. La crema diplomatica è un insieme della crema in Francia, naturalmente, perché i francesi sono stati un pochino più avanti di noi sulla cucina, lo possiamo dire, capito? Non lo so, la ti verità. assumo la la responsabilità di questa affermazione. Fatto perché questo, è una bella lotta tra è Francia una e bella Italia. lotta, sì. Poi specialmente per la cucina campana abbiamo avuto un'influenza incredibile. Montato, vedi, lo zucchero con i tuorli e con l'amido di mais, incomincio a filo a fargli scendere un po' di latte e caffè. Eccoci qua, guarda come faccio. Vogliamo dire anche che nella ricetta tradizionale della zuppetta napoletana non c'è il caffè nella crema, Non c'è il vero? caffè, ma questa è una rivisitazione che ho fatto io e l'ho voluta dedicare a mio nonno, che è stato un inventore incredibile di tantissime ricette. Perché lui amava il caffè, cioè a casa nostra il caffè erano fatti proprio normale. Certo, ma Ci pure da sposavamo, un caffè, moriva qualcuno, un caffè, si battezzava, un caffè sempre, perché il caffè aggiunge. Eccolo mio nonno Luigi! Hai nonno visto che mio! sorpresa?
fate piangere. Rimetto sul fuoco il tutto. Ecco qua e la facciamo addensare. Per bene, giriamo, Eccoci giriamo. qua, mettiamo qua e la facciamo addensare. Naturalmente questo è il prodotto finale. Capisci? Però ti devo far vedere ancora un altro passaggio. Una volta che si è addensata la crema, la mettiamo in una boule. Vi raccomando, mettete la pellicola perché sennò si fa brutta, viene quella cosa, quella crosta sopra che non ci piace. Ma l'hai lasciata in frigo per qualche momento? No, guarda, per un 10 minuti. 10 minuti. 10 minuti. Eccoci qua. La vado un po' a girare, mi prendo, eccoci qua. Ecco. A posto. Vedi come viene la crema? Adesso che faccio? Questa è la pasticcera con il caffè. Intanto che cosa ho fatto? Mi sono montata la panna. Ah, certo, perché va Ok. aggiunta alla crema, Va no? aggiunta la crema. Senti, Quindi Angelica, ma io questa è la posso fare chantilly. qualcosa oggi con te? Che vuoi fare, amore mio? Che Fai ne so, tutto. io mi sono preparata. Ma tu sei per te. stupenda. Intanto ti faccio vedere. Questa è la chantilly, panna e vaniglia. Questa è la pasticcera con il caffè. Ok. Allora, a questo punto vogliamo provare a montarla? Che è una cosa molto semplice. E poi domenica è la festa della mamma. È vero, auguri a tutte le mamme! Dai. Allora, Allora, io credo di averla montiamo. già pronta qui la crema. Facciamo insieme. Allora, trucco, dovete mettere la pasta sfoglia, vi raccomando, la parte croccante, quella con lo zucchero sopra. Angelica, Siamo? posso chiederti di spostare quella boule lì davanti, Sì. se no non riusciamo a Sì, inquadrare sì. bene? Grazie, grazie. Ecco qua, ecco qua. Ok. Ci metto la crema. Allora, dove siamo? Eccomi. Mettiamo la crema sopra Mettiamo la la parte crema croccante. sulla parte croccante. A Sì. posto. Vi raccomando, mantenete un bordo di 1,5 centimetri, sennò poi esce fuori. Vai Bianca, fallo anche tu. Sì, lo Perfetto. sto già facendo. Bravi, Vai. che profumo. Le caffè, acconcia bocca chi non può Ecco sapere. qua. E io sai che faccio pure? Sì. Ci aggiungo qualche chicchetto di caffè, Vai. così ancora viene più croccantina. Guarda che spettacolo, guarda, E guarda. vai. A questo punto prendiamo il pan di Spagna. Eccoci. E guarda che mi sono preparata una bagna. bagna stupenda. L'abbiamo fatta tante volte, vogliamo ripetere al volo come si fa? Sì, zucchero, acqua e rum. Poi se la volete bella forte, no belle bicchierini rum. Ammè. La volete un pochino meno. Magari per i bimbi un Per i pochino bimbi, meno. per i Ecco, bimbi. niente. Beh, certo, questo è per i bambini, caffè, insomma. Ecco qua, hai bagnato tutto? No. Te lo passo? Vado? Ecco, vai, bagniamo il pan di Spagna. Inzuppatelo bene il pan di Spagna, vi raccomando. Sì. Ecco, a posto. Poi? Fatto questo, rimettiamo ancora la crema, abbondante, un bel po' di crema. Dobbiamo creare parecchi strati, cioè diversi strati. Guarda, se ne possono fare 3 o 4 o addirittura si può anche raddoppiare. È un palazzo, È un praticamente. palazzo, sì, sì, diventa un palazzo. Allora. Guarda. E voilà. E voilà. Messo un po' Ci troppa metto- crema. E io ci metto pure un pochino di crema, di panna a parte, guarda come Pure? te la... Vabbè. certo, la facciamo rinforzata. E vai. Curiosa. D'altra parte, E poi Angelica mettiamo- è così, Angelica è così. Che faccio? Chiudo? Aspetta, sei pronta? Prontissima, andiamo a chiudere con l'ultimo pezzo. Vi raccomando, sempre con la parte croccante sopra. Sì, ecco Oh, qua. guarda che spettacolo. Adesso Voilà. prendiamo lo zucchero a velo, vai. Sì. Ce l'hai anche tu. Sì. Ecco. Questa per la festa della mamma è un dolce fantastico. Pronto, Oh, pronto. Vai. Poi prendiamo Eccolo un qua. piccolo coltellino e andiamo a fare le piccole zuppette. Cioè? Mancano Tesoro, queste. significa tagliare. Vediamo, vediamo. Ecco qua. Guarda che facciamo, guarda. Guarda. E guarda com'è croccante. Sentite lo scriccolio di questa pasta sfoglia? Sì. Oh, e vi raccomando, quindi lo zucchero, non ve lo dimenticate. La facciamo abbondante o la facciamo piccola? Che vogliamo fare? Le Piccola, così la possiamo dare a tutti, dai. Va bene, Angelica. allora facciamola piccola, facciamo le zuppettine piccole. Vabbè, la mia è un po' più piccolina, Ma perciò. fa niente, è bella come te, è delicata come te. E voilà. E voilà. Fatto. Poi E questo è veramente il dolce della domenica. ancora zucchero a velo. Ancora zucchero a velo, vai.
Sì, Eccoci. fatto. Fatto. che bello caffè. Su da Napoli Vabbè, è un piatto unico questo però, Angela. Guarda Primo, qua. secondo e dopo. Ma tu ti immagini quando diventa doppia questa zuppetta? Diventa veramente un grattacielo, guarda. È vero, grazie mille alla nostra Angelica Sepe che ci ha portato in studio tutta la bellezza e i sapori della grande Campania, una terra meravigliosa. Io ti voglio Insomma, bene, sono stata benissimo con te quest'anno, con tutta questa grande famiglia, io vi adoro e mi auguro di rivederci. Un bacio a tutti. Grazie Angelica a te Grazie per a aver te. portato la musica e il Fai calore venire della la tua pelle terra. Grazie, ti vogliamo bene anche noi. Ti vorrei baciare, ma non Anch'io posso, ti voglio abbracciare. Non posso. Scusate, adesso mi dicono che c'è un collegamento, c'è lui? Chissà come avrai